Oggi un interessante convegno qui al Museo Griffo organizzato dall'ASP che parla in genere delle famiglie, ecco un progetto nuovo, innovativo, come si articolerà? Rientra nel programma nazionale di equità della salute. In verità consta di due progetti, uno che riguarda l'home visiting, cioè è dove la sanità, i consultori raggiungono, c'è un'equipe specifica che raggiungerà le famiglie fin dai primissimi giorni del post-parto, quindi li raggiungerà a casa per fornire quel supporto necessario a livello psicologico, ginecologico, ostetrico e sociale, proprio perché i primi giorni di vita i primi mesi sono i momenti anche più critici che riguardano un adattamento sia della diade madre-figlio ma anche della triade, cioè genitori e figlio. A questo si aggiunge un ulteriore progetto che si collega sempre al genere del centro della cura, che è la formazione di tutti gli operatori sanitari territoriali sulla multiculturalità e la multietnicità, perché noi riscontriamo soprattutto nei consultori, proprio nel percorso, il percorso nascita, quindi dove seguiamo le gravidanze di molte donne straniere, proprio una difficoltà a comunicare con loro e riguardo un aspetto linguistico ma anche su aspetti culturali, per cui questi due progetti si innestano proprio perché a volte anche le famiglie straniere sono quelle più a rischio perché chiaramente non godono di una realtà sociale e culturale adeguata ai loro bisogni, per cui è quindi un aspetto proprio attivo e un aspetto proprio di formazione degli operatori sanitari proprio per facilitare questi percorsi di cura. Dottore Marchica, parliamo di questo convegno, un convegno che riguarda la maternità, una maternità allargata a 3, si può dire, no? Sì, infatti uno dei momenti fondamentali è il passaggio dalla diade alla triade, è un percorso nascita di una nuova entità che entra a gamba tesa in un rapporto di coppia e che fino ad oggi veniva lasciato subito dopo il parto in ospedale, la gente andava a casa e lasciava e si ritrovava da sola senza essere seguita ed assistita. Oggi con il nuovo progetto che stiamo portando in essere stiamo mettendo in campo il concetto del non visiting, stiamo formando delle equip di ostetrici, medici che seguiranno al domicilio per un primo periodo l'entrata di questo nuovo essere al mondo per cercare di andare a aggiustare l'equilibrio che potrebbe essere inficiato da questa nuova nascita in un contesto familiare che deve essere sempre più solido perché deve basarsi sull'assistenza per garantire la crescita corretta del nuovo essere che non deve avere nessun vulnus sull'affetto, sulla modalità di essere trattato, che sono le basi per la personalità futura. Ecco, lei nel suo intervento del convegno parlava della maternità e che anche gli uomini oggi devono essere pronti, non come prima che magari era una cosa solo di donne. Sì, in realtà ho dedicato la mia parte alla paternità, il ruolo fondamentale che i padri devono avere dall'inizio della gravidanza alla futura crescita dei figli per creare quella che è la triade padre, madre, figlio e quindi responsabilizzarli nel loro percorso nascita e nella loro vita futura. Quindi una maggiore partecipazione. Ecco, oggi illustrate questi due progetti sinteticamente. Sì, ho maggiore partecipazione sia durante il percorso di gravidanza e di parto, dove il padre deve appunto prendersi cura della madre e creare un contatto già diretto con il figlio attraverso la lettura, attraverso il canto, attraverso le coccole esercitate alla madre e quindi indirettamente anche il figlio, e sia poi durante la vita postnatale sostenendo la madre sia durante l'allattamento che anche in quella che è la vita quotidiana a casa per alleggerirle quelle che sono le responsabilità che la donna si ritrova a vivere dai cambiamenti fisici e ormonali che la donna ha. Più che un convegno è la presentazione di un progetto che tende a dare assistenza alle donne, anzi direi più alle famiglie,
che da 2 diventano 3, cioè significa che le donne che partoriscono c'è una criticità, che è quella del momento in cui la donna lascia l'ospedale e va a casa. Adesso questo progetto darà un'assistenza completa all'intera famiglia, quindi alla mamma, al bambino, ma alla famiglia in genere, sia sotto gli aspetti sanitari, sia sotto gli aspetti psicologici e quelli sociali. Questo prevede anche di estendere il progetto anche alla popolazione, diciamo, non residente, Sì. quindi agli immigrati,